Cari telespettatori, ben ritornati con il nostro ospite, ben ritornati con noi. Parleremo di servizi di eccellenza di aziende del Veneto. Nicola Mazzonetto, direttore generale Confservizi Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E avrà il compito un po' di farci capire le novità, perché più volte è capitato di parlare di Confservizi, però c'è stata un'evoluzione nel tempo, direttore, un'evoluzione anche molto rapida, un cambiamento per dare maggiori servizi poi all'utenza, ai cittadini, ai clienti, come vogliamo chiamarli, ma anche valorizzare le aziende che ne fanno parte di questo mondo articolato e i lavoratori, chi collabora all'interno da molto tempo. Quindi fare un salto di qualità verso il miglioramento proprio del servizio che viene offerto. Non è stata una cosa semplice, ha implicato dei passaggi, degli step anche significativi, come tutte le cose implicano impegno, però i risultati che voi volete ottenere sono di alto livello e questo va bene saperlo per tutti. Innanzitutto, per precisare, cosa comprende Confservizi? Sì, la Confservizi del Veneto rappresenta tutte le imprese pubbliche che operano sul territorio della regione Veneto e che erogano i servizi dell'acqua, del ciclo integrato dell'acqua, del ciclo integrato dei rifiuti, del trasporto di persone, quindi gli autobus e i tram che si vedono transitare sulle strade del Veneto sono delle aziende che la Confservizi rappresenta, il gas e l'energia. Quindi siamo... un po' tutto quello che riguarda i cittadini, esatto, alla fine, perché dalle utenze domestiche ad arrivare poi allo spostamento e tutto, abbiamo il mondo di interesse dei cittadini. Corretto, nel senso che le nostre aziende erogano servizi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in ogni abitazione e in ogni azienda che vige e opera sul territorio. Di più, perché a questi 4 milioni di abitanti, 4 milioni e mezzo di abitanti del Veneto, dobbiamo aggiungerci i 67 milioni di turisti che vengono e visitano il territorio veneto e che viene garantito a loro il servizio, perché non c'è turista che non apra il rubinetto dell'acqua. A volte sfugge questa, a volte sfugge questa particolarità, che non è di poco conto. Bisogna considerare anche solo sui rifiuti la produzione di rifiuti concentrata in mesi particolari dell'anno, quindi il periodo estivo come quello attuale o anche in quello invernale, ma nel periodo estivo lo si sente maggiormente. Che cosa implica 67 milioni di turisti che entrano in un territorio e quindi producono sicuramente rifiuti, consumano sicuramente dell'acqua, acqua che vuol dire anche poi la parte fognaria, quindi la parte del ciclo integrato, certo, comunque l'energia, comunque anche se in parte minore il gas, ma comunque il riscaldamento, che poi o ci possono essere negli alberghi o nei campeggi o insomma nelle case, nelle abitazioni dove fatto bene a sottolineare anche l'aspetto turistico, perché da noi è rilevante. Quindi 4.000 sono i residenti, però dopo abbiamo tutto l'indotto. 4 milioni e mezzo sono i cittadini del Veneto, e poi c'è questa grande massa molto importante, questo è un segno di un'economia viva, che è quella del turismo, al quale va garantito un servizio, e un servizio di assoluta necessità, perché almeno l'acqua, almeno l'energia va garantita. I rifiuti devono essere raccolti e smaltiti, perché altrimenti le città sarebbero sporche e le nostre aziende non se lo possono permettere e non vogliono che le loro città di competenza lo siano. Assolutamente. Sono aziende, in totale circa 15.000 persone che collaborano, quindi non stiamo parlando di numeri di poco conto, ma di una certa importanza. Sono aziende pubbliche o partecipate, private partecipate dal pubblico, quindi hanno un certo tipo di organizzazione e di gestione. Utilities definite sostanzialmente. Qual è stato un passaggio secondo lei molto importante in un cambiamento per rispondere meglio alle esigenze che cambiano costantemente anche dei cittadini? Perché c'è stato un cambiamento, magari non lo si nota quando è progressivo, però guardando indietro voi avete fatto anche un'assemblea importante per valutare questa crescita, c'è stata.
Sì, la svolta di tutto quanto il comparto pubblico è avvenuta gradualmente, diciamo è partita dagli anni 90, però adesso sta avendo il suo momento forte, perché dagli anni 90 in poi sono gradualmente sparite le municipalizzate. Ogni città aveva la propria azienda o dell'acqua, dei rifiuti, dei trasporti. Ecco. È cambiato lo scenario, le aziende sono a maggioranza di capitale pubblico, ma sono entrate nel mercato, è un libero mercato. Tutti quanti in questi giorni, in questi mesi avranno ricevuto telefonate dagli vari operatori o elettrici o del gas, okay? Perché c'è il cambio, si è liberalizzato il mercato dell'energia elettrica e quindi questo ha messo in competizione l'azienda, anche l'azienda a capitale pubblico o a maggioranza di capitale pubblico, e quindi si è dovuta attrezzare per essere pronta, come un qualsiasi competitor, a essere nel libero mercato e quindi operare sì in Veneto ma anche con un'ottica che va oltre il territorio regionale, tant'è che in questo momento, e siamo l'unica regione che le nostre aziende pubbliche, che erano i servizi di pubblica utilità, sono partecipate o hanno comunque una presenza forte di aziende che le portano a essere fuori dal territorio regionale. Tant'è che ad esempio il gruppo Agegas APS AMGA, che è un insieme di aziende del Padovano e del Friuli Venezia Giulia, sia dalla parte triestina che da parte di Udine, sono entrate nel grande gruppo, nel gruppo ERA, che vuol dire Emilia Romagna. Quindi in questo momento nel Veneto c'è un grande operatore a maggioranza di capitale pubblico che parte dall'Emilia Romagna, attraversa il Veneto, una parte del Veneto, e arriva in Friuli Venezia Giulia. Quindi abbraccia ben 3 regioni del nord Italia. Quali sono i vantaggi per l'utenza? Vantaggio o svantaggio? Cioè è meglio la municipalizzata per il cittadino? Oppure perché per chi la gestisce forse sono meglio grandi sistemi perché uno ha un quadro più generale, ma poi all'utente finale secondo lei? I conti e i numeri sono quelli che confortano se la scelta è una scelta del legislatore, perché chi ha voluto la liberalizzazione del mercato è stato il legislatore nazionale, anche su delle basi di direttive europee. E sono i numeri che ci confortano che questa scelta del legislatore nazionale ed europeo per quanto riguarda l'Italia e il Veneto in particolare è stata una buona scelta, perché quest'anno abbiamo registrato che tutte le aziende a capitale pubblico, a maggioranza di capitale pubblico, hanno chiuso i loro bilanci in positivo. Quindi non c'è il Veneto, perché il Veneto ha questo primato che va sottolineato, e vi ringrazio per questa presenza, avere la possibilità di dirlo con tutto il cuore, con tutto lo spirito, che chi rappresenta un'associazione di imprese sane a capitale pubblico che chiudono i bilanci in positivo. Ma anche quelle di trasporti? Comprese quelle dei trasporti di persone. Un anno, 2 anni fa parlavamo di complessivamente le aziende del trasporto pubblico locale del Veneto hanno fatto complessivamente 13 milioni di utile. Non c'è un'azienda dei trasporti del Veneto che abbia chiuso i bilanci in passivo, anzi complessivamente 13 milioni e mezzo di utile. Com'è stato possibile questo? Perché si ricorda qualche anno fa che si lamentava che per arrivare al break even bisogna stare attenti, comunque c'era una serie di problematiche, era il passivo, diciamo che era il normale, cioè, sembrava nella norma. Assolutamente. Cosa è successo? Il problema del trasporto pubblico locale è sotto gli occhi di tutti, perché ovviamente abbiamo l'immagine di altre regioni, di altre zone d'Italia, mediamente lo si nota perché c'è la capitale, c'è Roma, poi si va giù verso il sud Italia, ma non è qui una questione di nord o sud.
qui la questione è di come vengono gestite le aziende. La gestione di queste aziende nel Veneto è positiva, nel senso che si riesce ad avere un alto servizio di qualità con dei costi di gestione bassi, contenuti, e che questo permette ad avere l'emissione di un biglietto per una tratta che non solo è in linea con quello che sono le medie nazionali ed europee, quindi sostanzialmente il costo del biglietto è quasi parificato a qualsiasi altra regione, ma avendo dei costi di gestione più bassi, il prezzo del biglietto va a coprire. In questo momento il Veneto copre il 52% dei costi di gestione dell'azienda, quando la media nazionale è del 30%. Anche noi eravamo 30%, perché io ricordo eravamo quasi in linea con la media che doveva essere quella nazionale fissata dalla legge Burlando. Okay? La legge Burlando fissava il tetto di copertura del biglietto a 35%. Il Veneto era sul 33%, poi abbiamo risalito la china fino al 52%. La media nazionale è rimasta a circa il 30-32%, quindi 20 punti percentuali più inferiori, con, ahimè, dei picchi all'ingiù, ma anche all'ingiù sul territorio nazionale, dove il biglietto non copre più del 10%. Comunque, fatto sta che in Veneto le aziende dal biglietto, dal titolo di viaggio recuperano il 52%. Il resto viene coperto da altri servizi collaterali e quindi le aziende finiscono con chiudere i bilanci in utile. Oltre al fatto non marginale che in Veneto il costo del personale costa il 5% in meno rispetto al resto d'Italia. Quindi non è poca cosa il 5%. No. Quindi ci sono margini di miglioramento nelle altre regioni, questo potreste fare un benchmarking in qualche modo. Diciamo che non è nel nostro interesse andare a insegnare agli altri come si fa a gestire le aziende, però posso dire che le aziende del Veneto sono sicuramente un modello da replicare e da copiare e sarebbe veramente un'operazione interessante a livello nazionale che si prendesse il modello di gestione delle aziende, anche quelle di trasporto pubblico locale, e venisse replicato nelle altre, perché riteniamo che sia possibile che questo sia replicabile, anche se capisco che in alcune realtà per alcune dinamiche locali può essere particolarmente difficile, però il Veneto lo era difficile anche in Veneto e ci si è riusciti, quindi questo vuol dire che volendo si può fare qualche cosa. Un'altra cosa che adesso, proprio per analizzare prima di andare anche in pubblicità, lei mi ha parlato di trasporto pubblico, abbiamo visto questo, anche il grafico ci illustrava, l'ambiente, quindi raccolta dei rifiuti, come siamo messi? Anche qui ci sono dei risultati, se non erro, importanti, no? Sì. Sulla raccolta differenziata e comunque la raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche in questo settore il Veneto può dire la propria parola ed essere un momento di orgoglio, di vanto di come si riesce a gestire un problema così complicato, quello di raccogliere i rifiuti e poi di trasformarli anche in energia e quindi in una risorsa. Basti pensare che la raccolta differenziata in Veneto ha dei numeri importantissimi, cioè nel senso che siamo al 73%. È una percentuale dove ci sono dei picchi che arrivano anche all'82, all'83%, quindi altri 10 punti percentuali in più, quando nella media nazionale non si arriva al 60%. E naturalmente anche qui lo stivale dell'Italia è lungo e più si va verso il sud Italia più questa percentuale si assottiglia, e quindi diciamo che la raccolta differenziata va molto bene nel nord Italia, ma la regione
che primeggia sulla raccolta differenziata è il Veneto con il 73%. Una particolarità è che da questi rifiuti in Veneto, anche attraverso soltanto 2 termovalorizzatori, quello di Padova del Acegas APS Amga e quello di Schio di AVA, Alto Vicentino Ambiente, questi 2 termovalorizzatori producono 13.000 kWh che sono come avessero prodotto 110.000 tonnellate di petrolio. Questa è una risorsa che ovviamente è importante per il territorio e che ovviamente fa bene ai bilanci delle nostre aziende. Ecco perché chiudono, anche quelle dell'ambiente chiudono in utile. Poi c'è il ciclo integrato dell'acqua, che l'acqua è un altro aspetto perché abbiamo avuto problemi nella rete, eccetera. Adesso vabbè, in qualche modo risolti, però è significativo. Sì, in Veneto abbiamo una grande fortuna che è l'ambiente, sono le montagne, abbiamo gli ghiacciai, alcuni problemi forse li abbiamo nei momenti in cui non nevica nella stagione giusta. L'ultimo inverno è stato un buon inverno perché ha nevicato nei mesi giusti e soprattutto ha nevicato in montagna. Ecco, ma il territorio e l'ambiente ci dà sicuramente una mano. E basti pensare che l'80% dell'acqua che arriva nelle abitazioni è acqua di sorgente, quindi acqua che arriva dalle montagne, che ovviamente viene incanalata, viene ovviamente portata a trattamento e erogata nelle singole abitazioni. Qui ci sarebbe da aprire una parentesi su questo, perché le nostre aziende devono trattare l'acqua e vengono attinte dalle stesse fonti che altre società, le società private che imbottigliano l'acqua non le trattano e le vendono quell'acqua a delle cifre che sono spropositate rispetto a un metro cubo di acqua, che è una montagna di acqua, vero? Certo. Un metro cubo di acqua che costa neanche 2 euro contro l'equivalente di cosa? Di 1 litro? 1,5 litri? Le nostre aziende avrebbero degli utili pazzeschi se solo potessero vendere l'acqua a quei prezzi lì. Perfetto, allora abbiamo fatto un po' un quadro generale, per fortuna ci sono dati positivi, siamo molto contenti. Andiamo in pubblicità, dopo torniamo perché ci sono stati altri cambiamenti importanti, altri settori che avete in qualche modo esplorato e anche avete avuto dei risultati significativi tra poco.